Buongiorno dal Museo Archeologico Nazionale di Adria. Una collezione archeologica torna allo Stato grazie all'azione congiunta dei Carabinieri, tutela patrimonio culturale e della Soprintendenza di Padova. Presente all'incontro, oltre il sindaco Marco Brabuianni, sindaco della città di Adria, il colonnello Edoardo Campola, comandante provinciale dei Carabinieri di Rovigo, il tenente colonnello Emanuele Meleleo, comandante del nucleo Carabinieri TPC di Venezia, e Sua Eccellenza la dottoressa Franca Tancredi, prefetto di Rovigo. Soddisfatta naturalmente la dottoressa Alberta Facchi, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, che con la dottoressa Maria Cristina Vallicelli, delegato del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia, ci spiega anche perché è stata scelta Adria per la collocazione di questi reperti. Proprio perché i materiali presenti nella collezione, queste ceramiche di produzione attica e di produzione etrusca, trovano dei confronti stringenti nei materiali che sono esposti presso il Museo di Adria, e quindi questo ci è sembrato da subito il luogo migliore dove la collezione potesse essere esposta, ma non come semplice contenitore, ma con un rapporto stretto e diretto con le collezioni specifiche del Museo Archeologico, in modo tale che diventassero davvero un arricchimento, non solo un'aggiunta, ma un vero e proprio arricchimento delle collezioni storiche del museo. Un museo nazionale, l'abbiamo ricordato, l'ha ricordato molto spesso lei, direttrice. Quanto è importante per questo territorio un museo di questo tipo? Ovviamente la mia risposta non è scevra da anche un coinvolgimento personale, però io penso questo territorio è importantissimo per l'archeologia e molto spesso le persone adesso non se ne rendono conto, perché noi abbiamo trasformato la nostra vita in una vita basata per esempio sulle strade di terraferma. Questo territorio invece, solcato da fiumi, solcato da mari, era strategico per l'antichità. Ecco allora l'importanza di Adria proprio per i greci, per la navigazione, ed è vero che il mare Adriatico è da Adria che ha preso il nome, proprio da questa città che era così strategica da essere conosciuta in ambito etrusco, in ambito greco e anche dall'Oltralpe. Quindi avere un museo che contiene soltanto reperti di Adria, oltre appunto altri reperti che provengono da collezioni ma che verranno esposti in modo staccato, diciamo, in modo da far capire bene quale patrimonio adriese, è importante per la conoscenza del territorio e la consapevolezza dell'importanza nell'antichità ma anche adesso, insomma.